anno 2012 5.399 operazioni per 11 milioni e 200. Sono i numeri delle operazioni titoli Veneto Banca rimborsati ai soci. Grandi numeri su piccole operazioni che dimostrano, secondo i piccoli azionisti, come in tempi già difficili ci siano stati evidenti privilegi. Operazioni che sono di grossi azionisti, naturalmente non tenendo conto di quello che era invece l'intervento e di quello che erano le richieste dei piccoli azionisti. Ed è solo una delle tante contestazioni mosse alla passata dirigenza della Banca di Montebelluna. Quella certamente più sentita è la mancata trasparenza. Mio padre era cassiere della Cassa di Risparmio di Udine e con l'onestà mi ha insegnato a vivere e con l'onestà ho messo i miei risparmi per avere un qualche cosa per mia figlia. Non ho nulla. Ma ieri sera la vera incognita era se votare o meno la SPA. Io non so cosa posso fare adesso perché ora come ora ho tanta confusione sulla testa, adesso io non riesco a capire. Molto probabilmente andremo in SPA, voteremo sì senz'altro per la trasformazione in SPA, però chi lo sa come andrà a finire. Alla fine la linea di votare sia alla SPA e al conseguente passaggio in borsa sembra aver prevalso tra gli azionisti, soprattutto dopo quanto visto per le 4 popolari italiane commissariate, con i soci che hanno completamente perso il capitale e l'annuncio del primo suicidio a Civitavecchia di un azionista di Banca Etruria. Una situazione che coinvolge tutti, dal pensionato al professionista, con il consiglio del commercialista che ammette: nessuno è perfetto purtroppo, ci siamo fidati di un bilancio di una banca che doveva essere di un certo tipo, invece è un bilancio taroccato. Io me le tengo, faccio da cassettista, le lascio lì, non si sa mai, insomma è comunque una banca.